Amici di Bella Sicilia, ci vediamo il 21 e il 22 giugno. Sto realizzando un quadro, il tema dell'Infiorata è il Giubileo, quindi i giovani, e abbiamo deciso di rappresentare proprio Carla Acutis. Abbiamo sperimentato nuovi materiali e nuove forme per realizzare questi quadri. È un viaggio, il viaggio dei pellegrini, il viaggio della speranza, visto che quest'anno il tema è il Giubileo. Io ho scelto una foto di Papa Francesco che apre la porta del Giubileo, e ho colorato prima le sabbie e con molta pazienza attacchiamo queste graniglie. Sto facendo un quadro per l'Infiorata. Sto usando della graniglia. Abbiamo realizzato una scritta molto simbolica in cui rappresenta la pace e un fiore fragile. Grazie all'aiuto del cucchiaino abbiamo realizzato queste piccole onde. Già ne ho fatto uno e poi il venerdì sera ci metteremo all'opera creando i tappeti. L'icona che rappresenta Carla Acutis. Ho utilizzato come materiale graniglia di marmo. Invitiamo tutti quanti a vedere questa bellissima manifestazione perché dietro tutto questo c'è tanto lavoro. Quest'anno si è puntato molto appunto sul contributo di questi giovani, dei ragazzi. L'infiorata più artistica è un 300 metri, ma poi tutto il paese viene ricoperto di fiori. Ci vediamo il 21 e il 22 giugno. Vi aspettiamo!